Credo che sia un gesto altamente simbolico, per questo ho desiderato individuare il maestro Pressi come destinatario della Candelora d'Oro, perché Pressi non significa solo Antonio Pressi, ma significa un intero quartiere, Librino, il quartiere che vuole riscuotersi dal torpore per troppo tempo vissuto, il quartiere che vuole reagire, il quartiere che si vuole risollevare. Quindi non ci poteva essere miglior destinatario che Antonio Pressi per il lavoro che ha fatto, anche per il messaggio che ha lanciato. Laddove gli interventi avvengono con il contributo e la compartecipazione dei residenti, a cui si attribuisce pure la possibilità di figurare, come è successo con la Porta della Bellezza, con le immagini di tutti quanti coloro i quali hanno contribuito a quel progetto, ad essere affisse per l'intero quartiere, a quel punto il progetto diventa vigente, perché gli stessi partecipanti a quel progetto, gli stessi residenti, si sentono in dovere di tutelare quel che hanno contribuito a costruire.